Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornato Pasquale, bentornato al pubblico dell'Imbucato, bentornati a tutti. Io sono mancata, ti sono mancata Pasquale, fai così con la telecamera, bravo, ti sono mancata. Ma oggi non potevo mancare assolutamente. Questa è una puntata dell'Imbucato, come direbbe un nostro amico, pazzesca, unica, eccezionale, perché siamo in una location particolarissima. Gente che va, gente che viene, gente che parte. Io e Pasquale siamo già partuti di capo. Però noi oggi non partiamo, Pasquale. Oggi siamo con i piedi ben piantati a terra, perché oggi qui ci sarà un evento pazzesco, unico, credo unico in Italia. Una sfilata all'interno dell'aeroporto. Siamo nella sala VIP Lounge e tutto è stato architettato, ideato dall'unico grande, inimitabile, che più ne ha più ne metta, così lui è pure contento, Claudio Greco. Permesso. Buonasera. L'Imbucato questa... Aspetta. Sono io l'imbucato. L'Imbucato questa sera si imbucherà nell'Imbucato. Sono io l'imbucato. Non tu. Claudio Greco si autoimbuca. Ma che ci fai tu qua? Siamo nella sala VIP. No, scherzo, perché questa sala è dedicata, come è dedicata la sfilata che faremo al grande Gianni Versace. Tu sei buona da morire. Sì, io sempre. Meno di me però. No, più di te, più di queste ragazzette che vedo qua dietro, che secondo me insomma. Stasera dedichiamo tutti gli abiti alle modelle e al pubblico. Bellissimo, non Quindi vediamo io non l'ora. potevo, sarei stata Ma troppo avvicina di parte. il microfono, No, ma lei- scusami. Ma mi cade l'occhio, Claudia, a te Ma no? ti cade qualche cosa, scusa, devi tenere questo in mano Ma e lo no. devi mettere vicino alla bocca. Oddio mio. Scusate, mi tieni qua il microfono perché a me mi fa molto caldo. Lei è venuta l'eccitazione. Come nasce questo amore, questo connubio fra te e Claudio? Perché la gente ormai Nasce al mare. Nasce al Vero? mare. Ah, Nasce però. al mare, ci siamo conosciuti per caso e da lì io credo che questo incontro di tessuti pregiati e la bravura di Claudio sia il risultato di quello che vedrete stasera. È un mix esplosivo, per cui noi litighiamo anche. Molto. Che Litighiamo meraviglia, molto. quindi è un amore vero. Sì, è un amore vero. Andiamocene. Andiamocene. Vai Che Claudio. io devo lavorare. Vieni, tu ormai sei l'imbucata. Quindi Imbuca. non mi inquadrare il lato B. Che artista, ma che artista. Scusa. No, sbagliavo. Ma guarda come sono bella. Ma guarda, ma interpretata. stai zitta, ma guarda qua. Ma stupendo, sei un maestro, sei meraviglioso. Guardate la bellezza di Scarafino. Girati! Girati nel senso il viso, non di girare tutto. Giuseppe è così, ha successo perché Giuseppe è ionico e lo diciamo Ah, di nuovo, ionico, ogni sì. volta che lo vedo. Ogni volta che lo vedo lo devo dire. Io e te l'ultima volta che ci siamo Non basta, visti. è baciata a lei. Ah, bene. Ciao Scarabuzzo. Ma fai l'imitazione? No, Ciao no, Claudio. no. Guarda la Vanessa. Guarda lei, è stupenda Vanessa. Io ho dei poveri che non t'ho visto prima. Andiamo alla Vanessa. Inquadra me. Inquadra me. Vieni con me. E a lei l'ho conosciuta nel 2015 a Miss Italia. Guarda, lei è una menefreghista che non dirigo.
Niente, per lei non succedeva niente. E io gridavo come non Gridava quando eravamo Sì. praticamente alle prove sul palco. Però ne valsa la pena, no? Sì. Perché adesso è cresciuta, guarda, lei è molto richiesta come Mi modella piace anche molto. fuori. E io raramente dico che una donna mi piace perché sono molto invidiosa io. Ma se sei bellissima! No, Sono molto scusa, non ti invidiosa. inginocchiare, lei lasciala stare, No, parla è sempre. vero. Adesso te ne devi Visionario. andare. Dove devo andare? Tieni il microfono, parla tu, devi andare giù perché tra poco inizia la sfilata e le ragazze devono vestire. È Pasquale. Sta qua per vedere le ragazze nude. Pasqua, fammi un'inquadratura sexy. E Fammi guarda, bravo. ma andate via, vedi? Chiudiamo Pasquale, mica dobbiamo riprendere tutto. Ma tu ti rendi conto che avevo una certa reputazione. Cominciamo Pasqua, non è che ha ripreso che poi quelli fanno Chuck 1, Chuck 2, Chuck 3. Siamo nell'aeroporto in attesa del grande evento, della sfilata, ma mentre le modelle si preparano, si vestono, si svestono, sono tutte nude là sopra, trovo Francesco Mercogliano, abbiamo Elia Diaco, adesso vi spiego tutto, mi fate sedere in mezzo, mi piace molto stare in mezzo, Claudio sarebbe più contento di stare in mezzo, però va bene. Elia, ti volevo chiedere, quando mi assumi per mostrare le gambe nel tuo studio? Devi prendere una donna calabra e mostrare le gambe delle donne, che sono lunghe le gambe delle donne calabre. Uno pensa alla calabra, c'ha i baffi, poi i baffi. Francesco, lo conoscete tutti, l'avete visto sicuramente in qualche altra puntata dell'Imbucato. Non è in veste di avvocato. Oggi no, sono fuori senza la toga oggi. Oggi accompagna Accompagno moglie. Caterina Celestino, sì, è la sua azienda, l'azienda di famiglia, in questo evento geniale partorito dalla mente istrionica di Claudio Greco, al quale stai sottraendo il lavoro, devo dire. me l'hanno detto tutti. Ormai lo hai soppiantato sicuramente. È un'idea geniale che ci ha portati qui nell'aeroporto internazionale da Mestre. Ed è giusto esserci in questa cosa che è unica, mai fatta in Italia. Una sfilata fatta in un aeroporto, difficile da ottenere per tutte le autorizzazioni, sicuramente, motivi di sicurezza, tutto il resto. Ma è veramente Sei bello. simpaticissimo, ti adoro. Eli, mi raccomando, ha promesso la prossima modella di Elia Diaco, gambe in formissima, Sì, sì, sponsorizzata sarà benissimo. Ginevra Vercillo. Assolutamente. Eli, Promesso. guarda, obbligo. quello che si prende la Morisa io metà. Ciao. Buonasera. Scusi l'intrusione, siamo dell'Imbucato, una trasmissione di Ten. Lei ci vede sempre naturalmente, le piace molto. Siamo bravissimi. Andiamo Pasquale, continuiamo le interviste, vedi come sono brava. L'ho sostituito bene a Claudio, sì. Taglia. C'è una festa, cosa si festeggia? Si festeggia prima ancora della sfilata, si festeggia prima, si festeggia dopo, si festeggeremo durante. Il dottore senatore. Ma scusi qua, venga qua. Ma che onore, ma che piacere. Ma mi dispiace, ci eravamo visti prima. Le donne più belle della Calabria sono tutte qui stasera, vedi? Sì, qualcuno. Le donne più belle della Calabria sono insomma. qui, Sì, vedi? vabbè, di una in Noi uomini, particolare. noi uomini calabresi siamo sempre presi dal fascino femminile calabrese. Faccio come Claudio. Teresa. Allora, Teresa, un Ginevra. evento unico nell'aeroporto. Assolutamente. Ospiterai questo evento che non si è mai visto in Italia. È un evento unico, inedito e quindi è sicuramente di prestigio. Tu sei proprio bravissima. Bene, mi fa piacere Teresa averti rivisto.
faccio conoscere una delle mie nuove testimonial. No, vabbè, ma scusami, testimonial per le gambe, che c'entrano le gambe? Lei deve fare la testimonial per gli occhi. Francesca Carolei. Madonna, e di dove sei, Di Francesca? Cosenza. Ah, e che ci fai qua? Perché la mia maestra di danza è in collaborazione con Claudio Greco e per questa, diciamo, occasione abbiamo... Siete venute? Sì, siamo venuti a questo flash mob. E a questo dottore come lo conosci? Grazie ad una trasmissione di sempre domenica su Treno. Mi ha adottato. Sì, perché sei troppo bella, effettivamente sei bellissima, sei un tesoro, però mi dispiace, ma la modella per le gambe gliela faccio io, quindi trova un'altra cosa da fare. Ciao, buon lavoro oggi. Ma chi sono quei ragazzi che stanno? Venite, che io oggi sono la sostituta di Claudio Greco, parlo come lui, vedi, faccio tutto non come lui. Ti do le spalle, non mi inquadrare il lato B, che poi le ragazze si ingelosiscono che è troppo bello. Senti, ridono, che scostumate. Ma la ragazza si ammazza dalle risate, ho una fan. Ecco, avevo una fan ed è scappata, Pasquale. Ma come sa ballare, guarda. Ma quello lo so fare pure io. No, ho avuto un problemino a una gamba, però guarda, nonostante il problemino, guarda. Ma che succede? È un flash mob all'aeroporto di Lamezia Terme. Scusi, mi faccia una foto, per favore. Wow! No, fantastico, anch'io le prendo così adesso le scale mobili. No, vabbè. Poi lo facciamo pure io e te, Pasqua. Solo l'imbucato vi porta in questi posti pazzeschi. Solo l'imbucato vi fa vedere queste cose. Stupenda lui, stupendo, ma mi piglia. Claudio l'avrebbe fatto, quindi lo faccio pure io. Dottoressa, una sola impressione al volo, cosa ne pensa? Stupenda. Quindi è una cosa... Abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto noi. Questa sfilata abbiamo detto noi, sì, quindi bellissima. Ah, allora Meravigliosa, Claudia, ho fantastica. beccato una VIP, però lei era favorevole, quindi da Sono inizio a stata questo. subito, la prima. Un'ammiratrice di Claudio. Sì, meraviglioso, stupendo. Ma ha visto infatti che veramente scenografia straordinaria. È delicato, elegante. Va bene, ma io sono brava pure, quindi non ne parliamo troppo bene. Mai. Ma che pilota, per pilota! Grazie di cuore, grazie Tiziano, veramente di cuore. Io devo ringraziare il presidente degli aeroporti Zagal perché mi ha dato questa possibilità, era un mio sogno da anni.
Marina, Ludovica, sono tutte qua le girl del dopo sfilata. Dai, tu sei? Maria Giulia. Maria Giulia, una più bella dell'altra. Un commento a caldo, Ludovica, un commento a caldo. Tu che sei la più timida. Sì, infatti. Organizzazione bellissima e soprattutto Claudio, questa nuova location un po' strana. Molto bella come serata. Siete bravissime e bellissime. Ma il tuo fidanzato è lì, però è ancora impegnato. È impegnato, io impegnata. Sì, l'ho visto sotto che riprendeva, la voglio riprendere, la voglio vedere com'è bella. Siete bellissime, no vabbè, però sono orgogliosa di queste girl perché veramente le ho viste crescere, queste creaturine. Maria Giulia, è alta come me. Senza tacchi. Nemmeno io. Ci vediamo al prossimo evento, sicuramente. Noi dell'imbucato ci imbuchiamo ovunque. Quindi dove sono belle donne, dove sono... Ma ragazzi pochi ne ho visti, ma come mai? Non è da Claudio. Vabbè, dove sono belle donne, dove sono bei ragazzi, noi saremo con l'imbucato. Io per avere questi capelli devo montare circa 150 extension, se no non li avrò mai. Vabbè, ma non fa niente. Anche tu quando avrai 14 anni sarai 12. 13 e mezzo. 14 anni come me sarai così. Il microfono si tiene così, vero? Davanti la faccia, si tiene così, non si vede. Come SpongeBob. Come sei brava col microfono. E come va? Guarda che lo dico al tuo ragazzo, che lo conosco pure, il tuo fidanzato. Sei ancora fidanzato? Sì, sono ancora fidanzata, purtroppo. No, come purtroppo? L'imbucato è finito finalmente, io ho finito la sfilata, tutti. Come io e mo mi stavo scaldando, stavo cominciando, quindi abbiamo finito. Io sono stanco, sì, l'imbucato è finito. No, noi saliamo. Claudio, però ricomincia, io so che ricomincia. Ricomincerà, non lo sappiamo quando. Comunque, grazie, sempre. È l'ultima puntata dell'imbucato. Ci rivedremo presto, ok? Noi voliamo. Si è bloccata la scala mobile, ma noi voliamo lo stesso, voliamo dalla scala. Au revoir, au revoir. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.